Rieccoci TV7 Comuni, stiamo parlando con Vincenzo Gottardo, vicepresidente della provincia di Padova. Abbiamo risposto, Gottardo, alle domande che ci sono state poste dai primi cittadini del nostro territorio, proprio qui a questo tavolo. Adesso però vorrei entrare nel merito dei tanti progetti che la provincia sta portando avanti, partendo dalle piste ciclabili, perché quello che è un vanto del nostro territorio sono proprio le piste ciclabili, questa rete ciclabile che davvero raggiunge tutti i punti della provincia. Quali sono gli investimenti che si stanno portando avanti in merito a questo, ma anche la valorizzazione, partendo probabilmente da quella che è la Treviso-Ostiglia, che è forse la pista più bella di tutte, insomma. Certo. Le piste ciclabili sono molto importanti e devo dire che l'impulso dato negli ultimi 15 anni al nostro territorio per i collegamenti di piste ciclabili è stato un impulso molto importante che ha portato a grandissimi effetti nel territorio. Si parlava prima della Treviso-Ostiglia, che è ovviamente un collegamento strategico importante che addirittura collega con un comparto ben più ampio anche di respiro europeo e che penetra nel nostro territorio e poi permette anche il collegamento con molti centri urbani e centri abitati attraverso piste ciclabili che poi sono comunali. Il grande tema oggi, dopo aver realizzato le piste ciclabili, e devo dire il nostro territorio ha già dato in maniera consistente, è il tema delle manutenzioni. Perché ovviamente una pista ciclabile, per essere efficiente e perché i cittadini possano farne buon uso, deve anche essere manutentata, deve essere in sicurezza, deve essere pulita, deve essere ordinata e deve essere percorribile. Tutti i costi in più, insomma. Sono tutti costi notevoli e devo dire che anche in questo la provincia di Padova può vantare uno stato generale, ovviamente, delle proprie piste, che è uno stato buono. Penso alla Treviso-Ostiglia, la cui gestione è in capo alla Federazione del Campo Sampierese, o ultimo risultato del nostro ente, l'anello dei Colli Euganei, che è un collegamento proprio che chiude e che percorre nella maniera più incantevole i nostri colli, tra arte, storia, cultura, enogastronomia, cibo. È veramente un percorso meraviglioso e da una recente nomina che ha fatto la Regione del Veneto, l'ente gestore dell'anello dei Colli Euganei è proprio la provincia, il cui compito è quello di coordinare i comuni afferenti a questa pista ciclabile, metterli insieme sia nel piano di gestione e manutenzione di questa pista, ma anche per esempio nella promozione turistica, nella promozione culturale, nella promozione sportiva della pista stessa. Esatto, proprio si tratta di promozione turistica e al di là delle piste ciclabili è stato fatto un lavoro molto interessante in questi anni, penso ad esempio alla valorizzazione della Valle Agredo, quindi alla creazione di un brand territoriale molto importante. C'è ancora tanto da fare nel territorio per quanto riguarda il turismo, però forse mi pare che la sensibilità in questi anni sia diventata sempre più attenta a questo tema. Senza dubbio c'è tanto da fare, dobbiamo partire dal tema che il nostro territorio è un territorio ricchissimo di stimoli, ricchissimo di potenzialità. Ogni angolo del nostro territorio, ma lo dico veramente con l'orgoglio di un cittadino padovano, ogni angolo del nostro territorio è un angolo in cui si potrebbe promuovere il turismo ad una grande scala. Il lavoro fatto in questi ultimi anni è un lavoro importante e devo dire che ci è anche riconosciuto, perché i numeri del turismo sono in costante e continuo aumento. Dalla città, dopo la promozione dei propri affreschi dell'Urs Picta, che sicuramente ha portato un impulso importante in questo territorio, perché il turista che viene in città si sposta anche alle terme, il turismo che viene in città si sposta anche nei colli e quindi l'impulso è stato importante, ma poi comunque
se io penso ai vari territori della nostra provincia, penso alle nostre città murate, penso ai percorsi d'acqua, penso alla spiaggia, perché la provincia di Padova ha anche un tratto di spiaggia che è a Codevigo, che è la Boschettona, che è un angolo di paradiso assolutamente unico e straordinario. Penso anche all'isola di Valle Mille Campi, che è in aperta laguni, ma che è proprietà e provincia di Padova. Quindi il nostro è veramente un territorio strategico che bisogna mettere a sistema. Ecco, forse qui nel tempo abbiamo peccato e forse qui gli amministratori, tutti noi amministratori, potevamo fare di più, cioè fare sistema, perché è solo facendo così che si riescono a ottenere grandi risultati nella promozione del territorio. Giustamente un territorio da promuovere ma anche da proteggere e mi riferisco ai Colli Euganei che insomma si candidano a diventare patrimonio mondiale dell'umanità, patrimonio UNESCO, ma che sono afflitti da anni ormai dal problema dei cinghiali. Insomma, questi animali che veramente devastano tutto, non è solamente una questione di agricoltura ma proprio di ambiente e di sostenibilità. Recentemente c'è stata anche l'ombra della peste suina sulle comunità di cinghiali dei Colli. A che punto siamo? Qual è il polso della situazione in questo momento? Si è fatto molto, il Parco Colli lavora in maniera costante per il ridimensionamento del numero dei cinghiali, che sappiamo l'unico sistema per contenerli è catturarli. E hanno dei tempi di proliferazione che sono molto veloci e ovviamente devastano il territorio, e non soltanto il territorio ma anche le culture e quindi le attività imprenditoriali dei colli. Diciamo che il contenimento dei cinghiali segue una tabella di marcia molto importante che ad ogni chiusura d'anno ci consegna insomma dei numeri che sono rassicuranti per l'attività che viene fatta, ovviamente nel rispetto delle regole, delle leggi e delle norme previste. E si può fare di più, sì, si può fare di più, sappiamo che ci vogliono uomini, ci vogliono mezzi, ci vuole un controllo nel territorio molto assiduo e non sempre questo è facile da realizzare, però devo dire che la situazione pur essendo una situazione attenzionata, ma comunque è una situazione sotto controllo. Ci preoccupa un po' di più il tema della peste suina, perché è di recente, anche adesso, l'individuazione di alcuni casi sul Veronese, che poi ha ripercussione ovviamente anche sul territorio padovano. La normativa europea è molto stringente, la normativa europea prevede tra l'altro che il rinvenimento dei casi di peste suina si debba procedere all'abbattimento per un raggio di chilometri, indipendentemente dal fatto che i capi siano stati appunto attaccati dalla peste suina o no, e quindi questa è la grande preoccupazione che abbiamo per gli allevatori. Belmaris, cosa dici? Parliamo di Natale? Parliamo sapere... di Natale, sì, quali sono gli eventi in provincia di Padova, ma anche quali attenzioni alle persone più fragili durante il Natale. Il calendario fortunatamente è un calendario molto ricco, che tiene conto un po' di tutta la nostra popolazione, con momenti belli, con momenti di gioia e anche con momenti di vicinanza ai cittadini. Io penso che compito degli amministratori sia quello sicuramente di risolvere i problemi e di costruire un futuro migliore, ma sia anche quello di ascoltare i cittadini, di essere vicino alla vita dei cittadini. E per cui noi come provincia di Padova cercheremo insomma di realizzare iniziative importanti anche dal punto di vista proprio umano, ed è proprio di questi giorni la presenza per esempio nei nostri ospedali, mi riferisco alla pediatria di Padova ma anche a quella di Schiavonia e anche a quella di Cittadella Campo San Piero, per un messaggio di augurio ai bambini e la consegna tradizionale dei calendari dell'Avvento ai bambini che sono in ospedale, ma poi penso anche alle case di riposo, dove noi siamo assolutamente vicini e anche in momenti di festa, e cercheremo di portare contributi in tutti i territori della nostra provincia perché ogni comune possa realizzare
per quanto può e per come può il Natale per i propri cittadini. Ecco, il progetto di Rete Eventi è stato un progetto che nel territorio ha sicuramente portato un beneficio per quanto riguarda realizzazione di eventi musicali, teatrali e rassegne di autore, e so per certo che molti comuni fanno anche coincidere con il periodo natalizio la realizzazione di questi momenti di intrattenimento per i propri cittadini. Gottardo, siamo in chiusura, le chiedo che cosa augura ai nostri telespettatori e telespettatrici per questo periodo festivo, da qui alla fine dell'anno. Io auguro di cuore di trovare la serenità e la felicità, ma soprattutto la serenità che in questi anni abbiamo un po' perso, e io penso che ritornando tutti ad essere più sereni, e mi riferisco alla comunità padovana, non solo, anche più felici, visto i fatti di cronaca che ultimamente ci hanno un po' riconosciuto un dolore che ci è proprio, che ci appartiene. Ecco, io penso che sia giusto per il 2024 ritrovare uno slancio normale che ci faccia ritornare quell'orgoglio di essere cittadini veneti e padovani, quell'entusiasmo che ci è proprio, e quella felicità che ogni tanto fa bene anche per affrontare meglio le giornate, anche quelle di lavoro. Allora ci uniamo a questo augurio per tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. Grazie Vincenzo Gottardo di essere stato qui con noi e aver parlato del nostro bellissimo territorio. Grazie. Grazie Vicepresidente, grazie ai telespettatori di essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo il consueto appuntamento per la settimana prossima e buona serata in compagnia del gruppo TV7.